solo per presentare poi, lui è l'autore insieme ad altri e lui è un esperto. Io. Presentiamo questo volume, Statuti di Montenars del 1373. È un libro, poi avrete modo di prenderlo se vorrete, è ovviamente gratuito. È un libro particolare perché è diviso in tante parti, cioè c'è una parte dove è tutto scritto in latino, l'antico latino, c'è poi la parte tradotta in italiano e la lingua friulana. Gli autori di questo libro sono diversi. Uno è lui, Veduto, che ha tradotto, ha preparato e poi ha tradotto in latino, quindi ha curato la parte in italiano. E poi c'è Alida Londero, la professoressa Alida Londero, che non può essere con noi perché per motivi di salute. La bravissima, io la conosco per sentito dire, non l'ho mai conosciuta di persona, ma so di lei bellissime cose, che ha curato la parte diciamo più saggistica del volume e l'ha curato come sa fare lei, quindi in modo preciso e ben curato. Allo stesso modo Benito, che è precisissimo nelle cose, non gli sfugge mai niente, è stato molto bravo a curare la sua parte, la sua traduzione. Lo stesso vale per i due curatori che non sono qui con noi, che hanno tradotto la parte in friulano. Con suggerimento, diciamo i nomi non di Alida, ma dei due curatori della parte in friulano, la signora Alida Picco e il signor Carlo Puppo, che io non conosco personalmente, ma insomma so che sono dei bravissimi curatori, conoscono bene la lingua friulana. La professoressa Alida ci ha suggerito di contattare due esperti. Il vicepresidente della Società Filologica Friulana, che purtroppo non è qui con noi, Piercarlo Begotti, sarebbe dovuto venire, ma mi ha mandato una mail nella tarda mattinata dicendomi che è dispiaciutissimo, ma ha dovuto fare una visita medica che non aveva programmato. È fuori regione questo dottore dove è dovuto andare. Ha detto che se ce la fa verrà a trovarci, almeno verso la fine della serata. E poi già abbiamo qui e abbiamo deciso di legarlo con una corda perché non se ne vada, giusto? Lui invece è Luca Nazzi ed è il portavoce del coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia. Allora io mi ritiro, do la parola a voi e poi ovviamente potete fare tutte le domande che volete. Io direi che di fare questa serata un po' più familiare, cioè se avete qualcosa da dire, da chiedere, possiamo distribuire. Sì, i volumi sono a vostra disposizione, sono gratuiti, quindi io me ne consegno uno ciascuno, poi se ne volete anche altri, sono qui per voi. Allora, siamo in una situazione di emergenza perché ci manca il relatore principale, quello che doveva dare la serata. Allora noi abbiamo deciso di non scappare e anzi per darci conforto abbiamo obbligato Benito a sedersi qui al tavolo perché altrimenti non andavamo da nessuna parte. Allora, per essere più familiare ancora, riusciamo anche a parlare in friulano o un mezzo per sorta? Ecco. Parce che così diventa un po' più semplice e capisco anche che io sono un tic intrigato. Allora io dite, proviamo a inventare una roba differente, se avessi in mano i libri o potessi scuoiarlo, passarlo così, se ho sventagliato qualche curiosità, qualche particolare che magari no o potete rinfreschiare la memoria e potete dare una risposta, perché qui che l'ha avuto qui a mano, che lavora qui è Benito Tonello, giusto? Che è il traduttore ma anche il promotore di queste iniziative, che seguisce di più, che conosce di più la realtà locale. Io avevo pensato, perché cosa io, perché cosa i bombi fa io, che a me io avrei fatto il tentativo di fare un'attualizzazione di ciò che avrei detto il professor Begotti, perché il professor Begotti era un esperto di statuti e chi avrei chiacchierato proprio dal significato di che statuti vostri di Montenars, in tessuage dai statuti di tutto il Friuli, c'è mucca sono a sud, cui che io ho stimolato, perché c'è maniere che
sono stati conservati e c'è significato che avevano anche da un punto di vista storico e giuridico. E io avevo il compito, diciamo che ieri è stata impostata la serata, di dire, ma queste robe qui, se sono robe che alle un bier riguardi teams antigons che sono passati e non torneranno mai più mai altri, o non hanno la sannuie o sono robe che hanno anche un significato, un'attualità in giornate di voi. Ecco, quindi chiaramente se mangia un P di una tavola e la tavola è vale, allora chi ha mangiato sì, ho 15 ridi di pazienze, perché anche Benito al diseve chissà sono impensi tutti, perché lui, come cosa sapete, è un produttore di studi, di ricerche, seduto, finite un'opera a comincia che altri, e quindi non è che al po' gli implati di robe, allora qualche altro si sarà dismetteato, qualche robe... Io Sabin che era il professor Begotti e dite, non vuoi a rompermi il chiaffa, fatti a menze, approfondire le robe specifiche su quelle robe qui, no? E quindi si udì tutti insieme. Allora, partendo dall'attualizzazione di una roba antiche, al diventa un pochino più complicato. Allora io proprio a fare, us dice che varie dite, e dopo facevo un po' di interviste a Benito per via di, prima di fare il contesto necessario. Io volevo partire l'attualità di queste robe qui da questo libro qui, questa è un'edizione, questo libro qui è la Costituzione della Repubblica Italiana, no? E dal 2001 de Costituzione, dal 40 voto, hanno giuntato un articolo che dice, l'articolo 118 all'ultimo comma dice: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Dal 2001 ammetto dentro le Costituzioni delle Repubbliche Italiane c'è che i vostri svons e basavons avevano fatto dal 1300. Cioè, il fatto che loro ogni paese, ogni ville si autogovernava, si regolamentava la sua vita sociale sul livello delle comunità, allora che il principio che noi in Italia abbiamo solennizzato le chiarte costituzionali dal 2001, perché dal 40 voto, con tutto la nostra è stata una grande Costituzione, importante Costituzione, una Costituzione innovativa e significativa per tutta la storia delle Costituzioni mondiali, non vede che il principio che un principio che però te vite, te storie dal nostro Friuli, ma di tutte le regioni, dove che sono state comunità autonome, era un principio naturale, che di Montenars governavi fin le robe di Montenars, fin dove che erano in robe di Montenars, che di Dartigna facevi la roba di Dartigna, che di Glemone la roba di Glemone, che di Magnan e di ogni paese. Sulle robe che si vede a Miegis in comune si vede di mettersi d'accordo, si faceva dai statuti magari intercomunali, sovracomunali, voi altri soeri sparons dalla Mont Faet, si dice così, e miege vostre, miege di che di Dartigne, quindi per la parte in comune, per la parte comunale bisognava di mettersi d'accordo insieme, si discuteva, si ragionava e si metteva d'accordo in maniera affrontare i problemi che erano in comune. E così no come che non sommeares in giornate di UE dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Dopo poi là si lava magari la comunità di Glemone, che era più grande, dopo si lava sulla patria dal Friuli, era il Patriarche, o dopo la Repubblica di Vignesi, dopo si lava andiamo più in su, era l'impero, era in altre organizzazioni. Ma sempre col principio che ogni dun al governo di Besol dunque che arriva a governare bene. Dunque anche la comunità di Montenars non l'aveva al messo il nas dentro di quel che aveva di governare e di pensare per loro gli sfameis, no? Come che il patriarca non l'aveva impacciarsi di ciò che poteva fare di Besoi che di Montenars, ma si stabiliva in dove le regole generali che valevano per tutte le comunità, no? E questo è il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà che addirittura
hanno capito e hanno pensato bene, non è come il principio di sussidiarietà verticale. Il Stato non ha di facile che può fare la regione non ha di facile che può fare la provincia non ha di facile che può fare il comune, in tune linee verticali, ma è anche un principio di sussidiarietà orizzontale. Ogni famiglia ha facile che ha di fare la famiglia, e ogni comunità, se dura che non arriva la famiglia, ha possiede la comunità, possiede la parrocchia, possiede la sportiva, possiede il sindacato degli agricoltori, ma anche il sindacato degli agricoltori non ha di impacciarsi dalle robe degli artesani, no? E gli artesani non hanno di mettere il naso dalla roba dei butteghieri. Se parli di robe che riguardano la categoria, parli di robe che riguardano tutti i lavoratori, sono altre organizzazioni, quindi la sussidiarietà sia orizzontale sia verticale. Quindi, quando si chiama in man questi robe qui, e si dice, c'è importanza, c'è sentimento che avevano i vecchi a capire una roba aliena. Dopo, di c'è che avevano pensato in che volte, Isalal calvala anche mo in giornate di UE, in una situazione di crisi politiche che io so dai voi di tutti, no? E non è, se si chiati si par a chiacchierare di qualsiasi robe, alzate sempre fuori un caldis. Chiale c'è sporcazioni che sono che di Roma, chiale c'è l'aris che sono che di Bruxelles, chiale c'è banditi che sono che dalla regione, no? Cioè, voi il sport preferito di tutti è chiacchierare male dai politici, che sono sempre tuarta, sono sempre in borroglione, sono sempre l'aris, no? Pensate che c'è roba, no? Non può essere così, e non è vero, non è giusto neanche di pensarlo. Però è anche da dire che dentro queste forme di autogoverno può inchiatare dai sistemi per rinnovare una crisi di politica che comunque è reale. Perché è anche vero che la burocrazia che è da una di queste organizzazioni, come tanti svolti, sale più di danni che di benefici, no? E certe organizzazioni politiche ogni tanto si domandano, ma Coventi non parla buono, no? Cioè, qualcuno si svante che hanno buttato giù le province. Se tu vas a sentire che le province hanno buttato giù l'unica roba che funzionava e l'unica roba che l'aveva bene. Qui ha ragione, che dicono il contrario, no? Oppure, qualcuno come pensate che dicono come addirittura sono partiti che si chiamano i partiti sovranisti, i partiti, la sovranità, no? Al di comandare a Bruxelles o al di comandare a Roma? Comandi a miglior vino di là verso l'unificazione come che si diceva qualche anno fa, o vino di rompi tutto, gli d'un par sé, butti via l'euro, torni come una volta la lira e cae là, no? Capito? Questa è la crisi delle politiche, no? Pure i cittadini, no? Sono per da buon rappresentati, c'è maniere si ha di votare, no? Tutta la discussione che è stata fatta che altre dì, no? Sul sistema elettorale e tutto. È vero che i parlamentari che mandarono a Roma e anche queste primavere saranno tutti nominati o io scelgino no? E il capo del governo vino di votare noi, se lui che lo voti no, hanno di votare il Parlamento, cui lui decide e per cosa. Tutte queste domande e queste problematiche ci dicono che o si in crisi, o un'idea complicata di democrazia, e al di sé la democrazia rappresentativa o la democrazia deliberativa. Dobbiamo di garantire la partecipazione attraverso dei rappresentanti o attraverso qualcuno propone addirittura la partecipazione alla democrazia diretta. Di queste realtà qui non sveglia un insegnamento attuale per il DDV. Ecco, io penso e ho vari gusti di confrontarmi con Begotti di dire sì alla senso e che lavoro qui per mio conto è come un inizio, perché mi diceva già prima Benito che in realtà i statuti di Montenegro, che sono un documento importante, sono come una testimonianza di quale che era la vita sociale, politica, democratica, economica del vostro paese. Perché è una miniera di modi studi e di documenti che sarebbero di esplorare e di mettere a confronto. Perché alle tutti il tesoro di che erano gli vicini o vicini di una volta. Di non sto intanto, così
Io penso che dall'archivio parrocchiale abbiamo un gruppo di testimonianze di vicini o vecinie, come che si dice, boh, non lo sai, là che discorrono di pascui, di proprietà collettive che venivano organizzate in qualche maniera, no? Quindi aveva il Dean che le raccomandava che teniva su presidente Clamilu, cui tu razza tutta la gente veniva qui con miniette placiute, che era lì che si teneva la vecinie, che si assemblea il Caposommes, e dicevi tutte le robe importanti del paese. Quindi veniva tutti lì, come che era succeduto in quel caso da statuto, lì mi sono radunati tutti in che piazza, in che domenica, e lì hanno deceduto. Il problema è che sono i capitani di Glamone, non come giurisdizione, no? Quindi con suo beneplacito si è arrivata a provare che certi articoli Covin, che sono reati minori praticamente, ma insomma danno un'idea del sistema di vita, c'è che le robe cui faccio che proprio succede, non sai che si può avere clappata, sparire stupidate, ma è codificata già che o uno tira una lancia in un'ati, e veniva codificato, poi con tutte le multe che l'aveva i capitani di montanarsi in quel caso, oppure per reati poi importanti, insomma, tipo Coparilli, se lo italiano si deve finire a Glamone, a rispondere al capitano di Glamone e eventualmente ai timosori a patriarchi direttamente. Poi tanto che arriva a Vegnese si deve rispondere all'ultimo che stava a Udin. Io, che volte sì, abbiamo vinciato dal Cincetti in poi, che riguardano tutte queste robe, se erano tipo per bestiame, che era un gruppo di bestiame che su, che volte lì, vengono stabilite zone di paese, là che il bestiame non poteva pascolare per un po' di anni, per fare in modo che le strade tornino a crescere, eccetera, eccetera. Erano disposti, si chiamavano merias, là che l'avevano a pulsare le bestie all'ombra, e lì non si doveva tagliare i lens. E lì erano tutti deciduti, sempre in queste assemblee che facevano, periodicamente, ma non fisso, si erano inclamate con che commentavano, e tutta la gente l'aveva lì, tutti i Caposommes, perché erano la vicina. I vicini si erano che abitavano nello stesso paese, che avevano diritto di abitazione, perché erano tanti anni che erano. Che venivano lì fuori, erano in foresta, ma dopo un po' di anni si potevano domandare a essere vestiti anche loro, come si organizzavano e si integravano in qualche maniera dal paese. Ecco, fa sì che se qualcuno viene un'idea, una domanda, una roba, le dice liberamente da ormai c'è spiegare alla fine di una relazione che non si capisce che non stiamo facendo relazioni, ma un confronto su di noi. Dice che diceva Benito, a me mi è venuto dal chiafo un'altra roba che è importante, che domandi anche a lui la sua idea. Io dico, e se fosse venuto qui che l'altro relatore, io avrei voluto sticciarlo proprio su queste robe qui, no? Tanti svolti no ho ragione a riguardo di queste robe qui con la mentalità che io ti hai dal DDVE, e allora io partito dal fatto dal documento scritto, ma no, e ho domande conferme a lui se anche lui ha avuto idee chiappando proprio di mali schiarti originali sulle trascrizioni. Lui ha fatto riferimento al fatto che robe che i statuti che vuoti sovessi manchi e è state una robe conguardate per mitude dall'Uctignin di Glemone. Cioè sì, però i capitani di capitani. Anzi, allora, i Prampars, i conti di Prampar, avevano giurisdizione sulla via di Montenars, sulle Pane e Pers, oltre che Prampar e Magnano. E allora mandava mica su un rappresentante, comunque era tutto loro che dirigeva in pratica, tutti i sites. Però anche gli altri capitani non dipendevano da quel di Glamone, che era più alto di grado. E quindi le state non concordate. Dopo che lei avete ratificato tutte queste storie, che probabilmente l'hanno decedute loro, su queste strobutes, e poi anche se è così. Cioè la IT ha risposto sì, e dite va bene così, che lo vedi proprio loro in altre robe. Ma ecco, io dico, lui ha la chiacchierata di giurisdizione. I Prampars avevano la giurisdizione. Cui voi di voi, quando sentiamo una parola del genere, pensiamo che i Prampars erano i parons dal paese, che comandavano e che erano
come che non si perché tanti svolti a scuole, quando abbiamo studiato a scuola abbiamo tagliato, no? Dalla ete di Mieccia erano no, il tiranno, erano i vassalli, vassori, quelle robe lì che avevano, che erano i parons, o i nobili, che erano i proprietari che concedevano alle comunità di vivere sui loro beni. Invece non era così, la giurisdizione era una parte di gestione amministrativa di parte della vita delle comunità, la che invece la vita quotidiana dal DDVE, il sostentamento, dipendeva di che erano i beni delle comunità che avevano diritto di gestirsi. Quindi tanti volte, quando non le in statuti o documenti che c'erano qui, ho vinto che parca riguardava i leams dalla comunità con il giurisdicente, oppure i rapporti che riguardavano i rapporti che avevano con la nobiltà, con i capitani di qua o i capitani di là. Ma non smanchi, perché non commentavano, scrivio, non commentavano, buttavo fino in epoche tardi, non avevano i robe che durante la comunità te comandava di parole. Ecco, e quindi no, tanti svolti, solo in dove il documento scritto con queste ottiche qui, non si rendono conto che era una parte dalla vita sociale, comunitaria, politica e economica delle comunità. Perché tutta la parte che riguardava da che la comunità era proprio parole, non vi i documenti, non lo scrivevi, anche perché in che volte, per fortuna, forse si può resistere, aveva poi la parola che non testo. Si scriveva il test dove per contentare i nodarsi, i sciorsi, i parons, ma gli robis veri si li decideva appunto e place a voi in pis per fare le curte, perché la gente aveva di là lavorare, aveva di piedi di tempo a fare assemblee che duravano giornate a piedi di tempo, e si mettevasi d'accordo, si stringeva la mano e si diceva così o sin d'accordo, e dopo restavano d'accordo per generazioni. Quando non sai se è venuto alla chiatà queste frasi qui in qualche documenti che di Montenars, quando che di Montenars avevano ogni tanto di baruffarsi, baruffavi magari con che di Artigne o con che di Clemone e tutte, e dicevano abbi memorabili o vi fate sempre così, che voleva dire? E io a lei un fatto di Dio, cioè a lei per volontà di Dio che non fa in queste robe qui, di sempre in ca, e nessuno può mettere in discussione queste robe qui, no? Voleva dire, era al valeve poi che no iscritti, che non abbi memorabili per sempre vi fatto così, e nessuno poteva permettersi di mettere il nas, se no erano come dice lui clapadadis, no? Sì. Spiega che è clapadadis, che è interessante. Ma è un articolo dai statuti, la calculisce, che robe lì, perché sono proprio oggetti contundenti, buon classico, se devono richiattare, sì. Se qualcuno scaglierà con ira una lancia o un'altra arma, subisca la pena del pagamento di 40 denari. E se qualcuno tirerà con animo irato e in malo modo delle pietre contro qualcuno, paghi 20 denari. Che lì, e avevano i processi, probabilmente che di Prapa facevano i processi, perché loro in prima istanza come giurisdizione, ma invece la venga loro, giudicavi però invece certe volte la venga loro comunque. Per dopo più grande si batteva in mia Slavia. Comunque sono succeduti tutti casi italiani lì, che io ho portato a leggere, se non è proprio la stessa roba, un ferimento di un decano di Montenazzo che è stato al 30 chiappi, non mi dico c'è, che ha scritto in che libri che l'ha fatto Ioppi. E ha letto l'appendice dai libri, purtroppo non lo vinci, perché non c'è. Anche lì sono multe, sono salvate da capitani, eccetera. Sono un mondo di casi che si deve finire lì. I casi risolti, il caso a Montenazzo, si riguardavano probabilmente non perché sono molto schifo, che sono ben piccinine, ma erano un sistema che regolava un po' il sistema, che erano stati molto litigiosi, come periodo, no? Che si attaccava in continuo. E hanno tutti comunque sono molto lì. E sono interessanti perché le prendono tutti le monete di muovono in fuori, e dopo che li buia, come antichità, sono bellissimi. È un po' articolo, perché vedete bene che non serviva di più, e il resto che non è scritto, l'aveva già codificato, l'aveva vendevano per solo, lo commentavano, si che avevano bisogno di codificare che sono scritto.
qualche storico, ad esempio Furio Bianco, anche che è un studioso importante della nostra regione, che ha studiato queste epoche, lui ha detto si comincia a scrivere di certi robi quando cominciano a diventare un problema. Che vuol dire, fin tanto che non ha scritto, non avevi neanche quel problema lì, quindi non avevi neanche che difficoltà. Allora, tanti svoti, quando non si incolpino, 10 dai barufans, dai cavilos, che tutti i paesi erano un quinto di che l'altro, che è un gran campanilismo, no? Dai furlans e dei svilis, forse è una visione sbagliata, perché in realtà sono gli artisti che restavano in questi sbaruffi, che dalle liti, come che li chiamavano una volta. Perché tu gli robi scalavano bene non diventavano iscritti, non diventavano gli implati artisti, gli archivi, che volte la chiarte costava, le pergamene costavano anche molti più, quindi non si vede, per i robi che si lava d'accordo non diventava scrivi nuovi e fa libri e fa chiarti. No? Le robe di antiche date ormai che la vendevano, c'è il sistema di vite in questi paesi e funzionava così, non diventava, la regola si era già insita, la popolazione sapeva come comportarsi. Pensate, e lui come ha messo in tutto, lui ha adoprato la parola lis regulis. E chi d'ogni di no, ma andai qualche testimonianza anche in Friuli, sarebbe stato interessante il professor Begotti proprio per domandare se lui ha schiattato anche altri, io ho schiattato un caso in Friuli, dal paese di Manian. Lis regulis, in tal chiadovri, nel cadore, chi lis regulis, regole, alle sinonimo sia dalla proprietà, sia di statuto, ma anche di comunità. Loro chiamavano la comunità la regola, come che no, o chiamavano la vicinia, o vicinia, appunto, si può dire che la vicinia è sia l'assemblea dai capi famiglia, sia anche la comunità intera. La vicinia di Montenarse è sia l'assemblea dai capos famiglia che clamavano dalla sunda alla campana si chiamavano in place corminie, ma la vicinia di Montenarse è anche tutta la comunità di Montenarse. E così che di la vicinia di Surciuvindisore, che fra l'altro la vicinia non era sul confine di quel che è il comune dal DDV, ma era un gruppo di pui di vicini, perché fino a Napoleone ogni paese faceva la vicinia per suo conto, sia l'assemblea sia era una vicinia. Tornando al discorso delle regole che diceva prima, capisco che quando uno al clame le regole uguali alla comunità, hai una visione di vita, una visione di comunità dove la dice una comunità non esiste senza regole. Una comunità si costituisce quando ha delle regole condivise. Una comunità è tale quando può produrre le proprie regole. Capisco che anche noi in giornate di voi questo è un insegnamento straordinario. Voi, qualcuno ha detto, no? Massimo per qualche chiacchiere di italiani seduto. Poi gli italiani sono che attiati il sistema per disobbedire alle regole. No? Oppure si può fare tutto tranne quello che è proibito, oppure si cerca di fare di nascosto quello che è proibito. No, tutta un'interpretazione su, capisci? Cioè, mentre che lì invece una dice tu non tu sei neanche componente comunità se non tu ti identifichi con le regole. E perché ti identifichi tu con le regole? Perché tu sei tu che tu produci la regola. Che di Montenarse rispettavi in tutti che regole lì, perché le decidevi loro. E ieri per loro la roba è più importante per poter vivere in pace, vivere bene. Se uno invece ti ha di obbedire regole che stabiliscono che gli altri, che magari sono compagni di pardù, anche se la int non è compagna, capisco che abbiate un'ingiustizia da delle regole. No? Voi, in giornata di voi, cui produce le regole? No? Quando ogni tanto arrivano di certi, non sai se avete veduto, arrivano di che per fulano antico si dice di beffei, no? Anche ogni tanto qualche ordinanza dei sindaci che tu hai di avere almeno la laurea in giurisprudenza per capire che vuoi, no? E ti scrivi, no, per non fare i bisogni ai chiams dai prati ti mandi fuori 4-5 pagine, no? E scrivi che siete incitati tutti il regolamento, tutti gli slez, e se non tu scrivi, e se magari qualcuno ha chiate che non è la regola picchiate fuori,
magari tu vai dal giudice di passo, tu vai a fare ricorso e il comune non ti ha neanche la multa, perché è tutto aschiatato che il comune si dismetterà di mettere fu la regola in quel momento lì. Capisco che maniera lì non c'entra nulla la comunità con la regola, quindi magari se anche i nostri burocrati salassero a scuole dei vicini, su certi robi si capirebbe che a val più une regole che stabilisci in tutti i paesani che non mi regoli scritti dal segretario comunale perché ha studiato giurisprudenza e che magari a Disney Robis che la in non capisce e la in a disubbidisce per fare rabbia al segretario, non perché lei è giusto o sbagliato rispetto alla regola. Vai in avanti, allora tu con c'è l'altro di contatto. Per esempio, no? Il statuto di Montenars era una roba che dipendeva in qualche maniera da ciò che decidevano i Prampars o che di Glemone, o era una roba dove avevano la libertà la comunità di decidere le sue regole? Su questi argomenti che sono trattati dal statuto, probabilmente è stato suggerito come minimo dai dai Prampars o di tutta la regione, perché magari era giusto il nome dei Prampars, era i consorti che su Prampar, Brugni, Pilta e compagnia Biele, dopo sono arrivati come Prampar. Era un suggerimento loro. Per quel motivo che loro hanno deciso di concederlo, ma forse era una roba concordata anche con lei. Per qual motivo che non voluto fare non lo sai. Boh, probabilmente se tu la necessità di farlo, perché sennò non farevi che roba lì. Ma è interessante magari, scusa, magari avevi fatto in altri paesi, dato che avevi non si sta dai primi a farlo. C'è che magari hanno copiato un attimo, dite, dato che l'ho fatto Ma lei non è buia prendi il nome. E magari perché uno ha detto, aspetta, ma no, in tutti il Friuli o in tutte le zone? In tutte le zone. Sì, qui la scrive bene la Londra, bisogna lei benissimo che il tocca scritto all'idea perché ha fatto una ricerca esagerata e una bellezza veramente. E lei lì ti spiega benissimo, io come non mi dici tu perché non mi piace non lei, però lei è ben contata insomma, e conta anche ciò che succedeva dai paesi vicini, quindi fa un'idea molto precisa di tutto ciò che succedeva, no? Comunque, però guarda, sono dicevo che le regole venivano definite dei int, va bene, certo. Però io mi domando, la int in che volta eri più intelligente, allora manco battagliere, c'è molto facevano una vicinia e sono magari 40 o 30 capos famese, c'è molto arrivavano là d'accordo a dividere i pascoli, a dividere il bestiame. A me mi sembra che forse o la Iglesia o i signori o che possedevano ville e settistieri che dettavano loro le regole. Mi sembra, o penso. Ma voi vedete questo, però tu vi sulla stiata. Scusa, ville, ci vuole dire, paese. Sì. Villa, sì. Paese. Sì. Il paese, praticamente, il paese di Montenars. Sì, Villa di Flepano, Villa di Perso, Giattavis. Sì, le chiamavano in ville. Sì, No, ville dal senso che gli biele che Sì, no, Villa proprio così. Sì. Allora, il non latino Villaggio. di paese, Villaggio. che che lei viene fuori villaggio dopo. Villaggio, villaggio, no? Cioè, non facevano là d'accordo. Perché predomina sempre quel che le poi fuori di carattere o quel che la poi pecunia. Sì, No? giusto. Allora, questo se ho doprimi gli occhiali dal DDVE. Invece se se metti gli occhiali di che volte, ovvio dire che forse non gliel'ha proprio di così. No, perché in che senso? discutevano tra loro e che avevano un accordo comunque. Sì, arrivavano a fare l'accordo. Sì. A me mi sembra ne vorrei... Io, Flaviano, che un che aveva poi besa, come adesso ti fuori, facile. Però se tu riesci a Faccia che fare vengono una fuori, votazione non seduta, Benito, vengono fuori non des famesse anche a Montenars, Sì, che la tradizione dice che bevono nevore di influenze, Sì. magari in Curminie, in San Giorgio, in Sant'Elene vero. o a Fleipan, e quindi che probabilmente forse te comandavi o dicevo. che sistema influenzava sicuramente. Sì. Però tu io riscalzamento, ancora también democratica la storia, ma si vede in pochi casi, come dovrai un esempio qui, come facevi votazioni tipo sul Pasqua, l'assegnazione, che stati, le proprietà pubbliche che le assegnavano o che le altri,
e veniva fatta come le aste, no? Uno lo offriva un di più, uno lo offriva un di meno, si capisce che quella pesa che poveri pusci, non si fa. Perché È così normale, dal ma si teneva, 1373 mi sembra che i comuni non esistevano No. in Come Cimò. comune no. Quindi Allora, ecco, sì, bisogna approfondire. sì, no, ma ecco, ma cioè Ecco. non si innocco in merito ai Sì, titoli di fare d'accordo. questo approfondimento, però ho potuto riferire, us do qualche clave interpretative su queste robe qui che non le inventi io dopo così di cui che ho riferisco queste interpretazioni. Guarda, se avessi di immaginare, allora, prima, partendo dalle robe dite, in che volte non esistevano i comuni? No, esistevano un altro genere, un'altra forma dal comune. Provate a pensarci che vuol dire la parola comune, con la C minuscole. Comune vuol dire qualcosa che appartiene a più persone. Il vero nome, il comune, e anche in giornate di Bueo, clamin l'ente territoriale cui dogne dalla nostra vita, che è il comune, come municipio intendut, comune alla chiappata che parole lì. Che parole lì, come che prima facevo un riferimento, dicevi, la regola alla vicina voleva dire anche comunità, anche comune voleva dire comunità. Allora vedi, in che volte non esisteva una comunità se non aveva alchi in comune, se non aveva c'è che commentava per poter vivere in quel posto, c'è che a qualche al di comunitari per poter vivere in quel posto lì. C'è commentava per poter vivere in un paese, in un posto, per poter creare un paese, c'è commentava. A volere aghe, la risultiva di aghe di bevi, e quindi l'aghe per lavarsi, l'aghe per fare di mangiare, l'aghe per dare di mangiare in mai, aghe, che il tic di campagne per poter richiavare il sostentamento, dai nostri paesi dove c'era anche un tic di frete e si beve di fare la chiesa e tutto, voleva il bosco per avere i leggi per costruire la chiesa e per fare fuoco. Dopo man mano che si organizza anche o contemporaneamente ha avuto il pra, il passion necessari per sostentare gli animali, che Alida lo scrive in altri sbandi in maniere clarissime. Gli animali non vi immaginate che in Friuli, in tutto il Friuli, in tutta la montagna, gli svacchi sono l'ultimo dagli animali arrivati. Prima si beve piori e chiari. La gran parte degli animali dal bestiame che si beve qui erano piori e chiari. Dopo un tic alla volta, man mano che si lascia in davanti. Quindi anche gli smons, come le malghis, come che li si intende, per portare i nemai appassionati, vacchi e mangi e robe italiane, è una roba minuta dopo, è un paesaggio agricolo quasi contemporaneo. No? Dal 630 aveva un gruppo di vacche a sua. Dal 1500, 1730. che si induscinte anni dopo dal statuto dal Era un 1300. gruppo di vacche, è stato un processo molto famoso, che volte ovviamente, perché la monarchia aveva che dice passe tutti i pascoli di Cornano, di tutto possibile. Dovevi mettere su 12 classi, linee cross, di qua a Lignò e di qua a Letò. Allora non mi dici cresce, e allora te lo prendo buono. È stata un'aggressione di piedi montenari verso il pastore di vacche di Glamone. Quindi erano già vacchi, stanti svacchi Sì, sì. aveva i nobili che mandavano che di Glamone, aveva tanto vacche sparò, non l'avevano loro ovviamente a portare su a Pasqua. E mandavano un pastore stagionale che portava sulle vacche le smarche da Cornanga. E io invece la visto cupiore, si chiama anche vacche. Beh, insomma, le istruzioni che il Monterà sono lassù, anche a parte di vacche si sono portate su, sequestrate. Dopo è stato un processo che non si sa se non a finire. Comunque era in sé che volte nel gruppo di vacche. Più ora si chiara diventa proprio tantissimo. Però vuoi dire erano poi gli spiori e poi gli schiavi. Sì. Man mano che si è sviluppata anche l'agricoltura sono aumentati gli Era di svacchi. lusso la vacca che Ecco. volte. La Ferrari e la 500. Sì. Quindi il comune intendut, il comune non era un ente amministrativo separato dalla comunità, il comune era la comunità, quindi non un ente ma una comunità. E comune voleva dire che si beve i beni
dal necessari per sostentamento comunitari. Allora, no, ho vinto di pensare, la baruffe o il calcomande poi il signor dal pur, quando si sviluppa e si va verso una privatizzazione di che sbenza qui, ma prima di privatizzazione si scugniva là d'accordo per cercare di tutti e tutti proteggevano una roba che era loro. Allora, allora è più facile in qualche misura là d'accordo, gli sbaruffi sarebbero più facili di farli con le comunità d'ogni, non all'interno dei componenti della comunità, perché avere una solidarietà, un gruppo più forte all'interno delle comunità, perché la comunità possedeva in forme comunitarie, in forme collettive, i beni. Tanto è vero anche che queste forme di possedimento comunitari al va in crisi e quando comincia la statalizzazione di quei beni delle bande di vignesi e quando vignesi, quando comincia a chiappare qualche bastonate dai tours, soprattutto sulla la guerra di Candia, a comincia a vedere e a decidere e a cer di vendi che bens ai scios in che volte per poter incassare per poter pagare i debiti di guerra. E allora le comunità a cominciare a là in crisi e a cominciare anche a aumentare le diseguaglianze all'interno dei paesi perché non vi la possibilità di garantirsi sostentamento con i terreni comunali, si impoverissimo perché non ha la possibilità di continuare a mantenere passonante ai beni comunali, gli spiori, i chiari e qualche vacchie, ma arresti contadini cecetiere. Tutte le grandi emigrazioni dal Friuli, comprenduti che poi residenti dal Vocente e tutto, avvengono sempre in conseguenza di privatizzazione dei beni comunali. Perché va in crisi un sistema di gestione agro-silvo-pastorale che garantiva a tutti il minimo dal sostentamento. Perché per tutti all'era garantito di non so se voi avete mai sentito in questi paesi che fa bisogno legnatico, legna da fabbrico, da rifabbrico, bisogna memoria di questi robi schifo. Si chiama. Che voleva dire che un all'ave fa l'insta al bosco comune o comunale o comunale, che voleva dire di tutti, e si divideva, si tirava a sorte magari il lotto o il colonnello o il carato che si lava a fare legna, ognuno aveva di diritto ai legni di fabbrico e rifabbrico, poteva costruire con legname dal bosco comunale dal comune, dalla comunità, può avere tutta una serie di che dopo hanno chiamato tanti team dopo dal 1900 e hanno chiamato i cosiddetti usi civici, che era anche il fogliatico, lo stramatico, il fungatico, cioè se non si lava la fonte dal bosco, tutti potevano l'acqua che volevano, se non si lava a pascione, e lui se tutto asamente i verbali dei vicini, no? A stabilire insieme da dal calendario, da dai santi, si passano in quel paese di San Marco fino a San Michele. Di la erbe, tutta le segnate. Quando si è disegnato di se la erbe, eccetera, le segnate niente. Sui beni, sui prati comunali, sui... Il lenzi ci i lenzi, boschi e compagnia erano di lavoro di contra, nel senso che non si tagliava a sorte così, no? Anche lì stabiliva quanto ci muove. E cui che stabiliva che le regole lì era la vicina rispettando e chi ha un altro insegnamento che al DDV rispetta che si documenta che si diceva. Qualcuno pensa che la sostenibilità come principi di gestione ecologica dei beni naturali le vede inventate alla conferenza di Rio de Janeiro dal 1992, ma la sostenibilità la praticavano gli nostri vicini in pienezza di mieci, perché pensai chi ha il concetto di proprietà collettive che si diceva prima, e ho visto anche documentazione che dice quando facevi qualche supplica alla dominante o qualche facevi in documenti e tutto, loro dicevano è vero che non ho vinto queste robe qui abbi memorabili da sempre in capo, ma dopo anche queste robe qui ho vinto di garantire anche per le generazioni che verranno dopo, e di fatto un gran principio di che beni comuni è
noi non siamo proprietari di questi beni, noi siamo i gestori di questi beni per conto delle generazioni future, in una dimensione anche intergenerazionale, che è la vera discorso della sensibilità. Non può distruggere la terra che hanno vivi anche i nostri figli, i nostri negozi. Non può dire, se che di Montenars avessi in una maniera stupide distrutto tutto il bosco che è di una certa generazione, che di Montenars delle generazioni dopo non avresti potuto schialdarsi, non avresti potuto costruirsi gli sgorchiasi, non avresti avuto il sostentamento per vivi per secoli e secoli dal stesso questo. Se non senso fare con buon senso, con una regola precisa, tipo il sfruttamento dei boschi, eccetera. E sono sempre da vicini che decideva che il bosco lì per design non lo tagliano. E il penne per lui che l'aveva tagliato, tagliava un legno e era un disastro. Che design che lì, che la titolo Salvini che altri design, tanto le cresciute un po' che l'altro, insomma era tutto organizzato il sistema. Non sai in base a c'è disegno preciso, ma sapevi no probabilmente ce ne fa. E questi robischi, non sai se avete mai sentito nominare questo personaggio qui. Eleanor Ostrom, isa qualche dunque l'ha mai sentito nominare. Dal 2009, è una studiosa americana che dal 2009 ha chiappato il premio Nobel per l'economia. Queste sciorute qui e l'ha dato per tutto il mondo a studiare gli svicini di tutto il mondo. E è stata sugli Dolomiti Svellunesi, e è là in Svizzera, e è là in Sud America, e è là in Giappone, e è là in Thailandia, e è là negli Stati Uniti, e ha veduto in tutti i paesi, in tutti i paesi del mondo, dove le comunità gestiscono beni comunitari in maniera autonoma, senza intromissioni dall'esterno, a Satefur che in caso non di dimensioni naturalmente grandiosi, no? Ma in caso di comunità piccole, le comunità autonomamente, se sono lasciate in libertà, amaduriscono una razionalità comunitaria che garantisce per le generazioni la conservazione del bene. Perché capisci? È naturale che io non distruggo, cioè se io sai che, cioè, se uno ha il sentimento che alta è l'arbol che le parzore o che lo tenda con perché le parzore sa che salta è l'arbol con le partiere. No. Sa che in che lat lì avvivi gli strutis. No. Fare un altro esempio. Se in che lago, no? C'è molto senso, guarda. Se da che lata lì a si sa che può vivi tot pes. Si sa che se si vivi col pes di che lata lì tu puoi schiavare al massimo 50 pes e la sa che gli altri 50 che fanno use che tornano a fare i pes. Se non sono in 5 pesini 50 pes o 20 pes per e l'anche al vengo va in altri dies e l'anche al dopo va in altri dies. Se no, o sin in 50 copestin lì e volin ve 250 di spes in tunan che là lì sarà completamente distrutto e tutti moriranno di fame e dovranno di là ci un altro là. Ecco, questa è la razionalità dalle gestioni comunitarie che ha studiato il premio Nobel per l'economia Eleanor Ostrom e ha detto e ha proprio fatto disregulis e dice la che funziona in questi disregulis la san che la in si decide di besor dappertutto state in fuoco che disregulis salì e funziona se tu ti intrometti disegni no l'ente tutela pesca al samior di che vivuto lì da generazioni da secoli e secoli non sia di metti la trute ma sia di metti il luce a metti dentro in luz a mangia tutti gli strutti e dopo muore in luz e non ben più noi altri. L'ente tutela pesca dalle nostri bandi si vede da anni e ha messo in qualche là di alpin per farla sui peschiadori in malghe e tutto e ha messo dentro buone sere e ha messo dentro il pesce dove che erano invece i tritons gli sabis i raspags e tutte quelle robe lì hanno sterminato tutto, spariti e dopo un po' che sono morti sai gli strutis perché gli strutis non erano ambiente, erano in masse ad alta e tutto.
o che hanno tutti i cinghiai, che hanno mollato i cinghiai, o che hanno in loro, che sono, o pensi da loro seduti, a rompi gli equilibri che lì, non garantisci la continuità degli equilibri, no? Pensate alla differenza tra la chiaccia di selezione e la chiaccia di liberalizzate o roba italiana. La razionalità della gestione comunitaria è scientificamente dimostrata. E quindi non è vero che un spontaneamente si fa dal male, un spontaneamente pensa al bene so e dai suoi figli. Se dopo invece il bene comunitario è privatizzato, allora il privato ha un'altra mentalità, un'altra logica, ma lì è di... Però io non è arrivato a capire una roba, che in Montenaro sono scompariti tutti i beni comunali, le vicinie, è diventato tutto privato. Se non raccordo? Sì. Tanto è vero che come i palazzi restano incolti, i boschi ne sono, perché che sono là, i proprietari sono via. Il passaggio che è venuto, secondo me, forse la questione delle vicinie e di quel dipende dopo dall'epoca feudale, cioè delle grandi proprietà, dai feudos, delle ricchezze, tipo non a Montenaro avevano il chiestiere di Prampar. Il chiestiere di Prampar, secondo me, comandava tutto San Giorgio e c'è molto viveva. Con le multe che venivano fuori di chi? Vabbè, ma aveva la potestà di fare la smonta. Sì, sì. Aveva Ma non era Perché aveva la potestà? Oppure il chiestiere andava in affitto, in produzione vicinia, no? E vicinia i terreni. No, aveva postere. Noi in Friuli non abbiamo avuto una feudalità proprietaria e terriere, abbiamo avuto una feudalità che erano funzionari burocrati dal patriarchi o dal regime che comandava in che volte. I feudatari, la nobiltà, diventa proprietà terriere quando per intervento di Vignesi si comincia a privatizzare i beni comunali. Allora, quando arriva Vignesi, chi ha detto? Tutti i beni comunali sono dallo Stato, a fare una grande statalizzazione. Le comunità che volte ci hanno detto, Vignesi che non erano stupidi, hanno detto, fate la statalizzazione dei beni comunali, però hanno detto, per somma generosità della dominante concediamo in privilegio alle comunità di continuare a esercitare gli usi e i diritti che hanno sempre esercitate. La verità dite, non ho mai avuto né chiarti né documenti di proprietà né nulla, ho sempre gestite, sempre state robe niente, non danno il privilegio che potete continuare a fare come fa, non hanno capito che il trucco all'era di dire o declarare che queste robe qui è di proprietà nestre e ti lasciano doprare le vode, cioè si sono contentati dall'uso frutto. Sono passati 1-2 secoli, Vignesi ieri con colpa per talaghe perché aveva di pagare i debiti dalla guerra di Candie, allora dice molti appino un po' di beni o vendi i beni comunali, in che volte è venuta in davanti la nobiltà che aveva i capitali, sia i patrizi veneti, sia i neopatrizi furlans che sono diventati patrizi che volte fasin che schiaffas, che io ho visto, che ci si chiama che il palazzo, no, il museo di Glemone, ci si chiama? Elti, tutti questi fameoni lì, sono diventati in che volte hanno cominciato a comprare, poi avevano i bezzi, udavano a Vignesi, udavano la tierra. Ma che chiestieri? Erano militari e esattori di stasi e amministratori di giustizia. Non avevano proprietà terriere, non erano proprietà. Perché aveva interesse, ma non robonomes. Aveva interesse ai mulini partiti. Vabbè, ma avevi i diritti, perché se no ci non facevano, avevi il chiestiere di Prampar che si collegava col chiestiere di Glamone, il chiestiere di Glamone che si collegava col chiestiere di Prampar. Ma non era un'economia produttiva, non erano i proprietari terrieri che governavano la terra. E erano, diciamo così, le comunità che provvedevano e dopo davano magari un contributo, una decima, secondo me. Sì.
perché se no non si spiega che certe famiglie e poi tipo gli stieli Colloredo di Montalbano, alle onde meus dal Friul, sì, non può essere stato un solo esattore delle tasse o dipendente di No, ma era un combattente. e era una famiglia che aveva un predominio magari su un bel... Ma non eri proprietari sterieri, non vi tagliava che la nobiltà sono che hanno gli stieri li sono chiappati dopo da che fase di privatizzazione dei beni comunali. Prima le comunità erano il proprietario dal territorio, erano le comunità, tanto è vero che anche, fra l'altro, per Montenas magari così no, non è succeduto così, ma altre comunità, anche Donne di Guadris, hanno mantenuto proprietà collettive. La Lida Londero ha fatto un bellissimo libro sulla storia dei beni civici di Glemone, Dulaca Conte, se che l'ha privatizzate la plane di Glemone, cioè gli scampagni a Bas, ma tutta la montagna e anche in giornate di Vue e figura intestate alla comunità di Glemone. Ledis, Foredor, tutti questi bandi lì, che smalghis lassù, che i boschi lassù, sono anche in giornate di Vue, proprietà comunale dai abitanti del comune di Glemone. Ma in Friuli, stando ai calcoli che si può fare, al manco il 7% del territorio, anche in giornate di Vue, sono proprietà collettive dai abitanti, dai paesi, dal Friuli. Così sono venuti il trattato napoleonico di Nonca su, era in dei toxi intestati al comune. In comunità Flepan, Pers, Montanars, Magnano, Martigna, Riccicatur, ma erano dei comuni, sono anche molto stati, e erano anche molto stati così, dopo che sono stati fatti più catastro, si capisce, sono stati italiani, Sì, ma cambiati. dico che non scogneva in bella eredità. Robe comuni di erano allora. abbi memorabili, Era in semplicità il comune. Chi io quindi allora gli avvadis qualche comunità che avevano avuto sono esempi di comunità che hanno avuto concessione di qualche d'un per insediarsi in qualche puesto che di sapate per esempio io acclamazzi il patriarca e ora dite io us doi queste balade e vostre e io me e io us doi a voi di altri bandi le comunità sono assudis per appropriazione originaria del territorio arrivavi qualche famiglia allavi in un puesto o avevi di abbandonare una comunità dell'identità ma se grande si chiappavano allavi in un puesto là che non viveva nessuno là che nessuno non era mai stato là che non era nessun parò acchiattavi la risultiva acchiattavi il passoso acchiattavi il bosco si insediavi lì e si appropriavi dal territorio che il territorio era ma se me che l'origine di Montenar se me è leggendaria non è scritto nulla che è stata fondata di disertori dall'esercito romano a Culè. Fra l'altro Leggenda, dopo non lo so. Anche ai teams di Roma, fra l'altro, era una parte dal territorio e era considerate dal Stato le divideva, magari acclamavi i centurioni o che cavignivi di guerra, udava la tiera, ma gli stieri che non erano di nessuno, erano di uso comune e libero. Allora uno voleva mettere su la tiera, come ho visto dai voi, purtroppo erano anche indiani d'America, ma non hanno fatto compagni emigranti europei che sono là in America. Ad esempio, alle tutte vostre, cui che arriva prima partiva con la carovana e cui che arrivava prima diventava parole. Magari accoppava qualche tribù di indiani per fare furghe, per fare pulizie e fa fede che non era in parole loro. Ma però, ad esempio, chi non è mai stato nessuno, chi io comandi no, mettevi la bandiera e dicevi che io si parole no, e diventavi il Wisconsin, il Texas. Ma lì è stata un'usurpazione, perché i porci indiani sono stati spestati. In Argentina 80 anni fa succedeva compagni. Ecco. 80 anni fa. Sì, appunto si divideva la tiera e non importa che erano in Mapuche o che altri, io eliminavi e via. O io mettevi in sotto a lavorare per loro. E trasformare sono diventati sparons di chiares in Argentina di recente. E us dicevi di Ilionor Ostrom da che studi. Un altro che ha studiato questi robi e al dice anche la spiega un po' la risposta dal signor Hermano di prima, no? Di Flaviano. Allora, un altro è Paolo Grossi.
che lei in giornata di voi il presidente cor costituzionale, forse lo vedi veduta per televisione ogni tanto, che fa il presidente cor costituzionale, lei è un studioso di storia del diritto e lui è un gran studioso di proprietà collettive e allora lui ha detto dalla proprietà collettive è un'antropologia differente che dalla proprietà privata, perché la proprietà collettiva ha due, lui lo chiama primati, il primato della comunità sull'individuo e il primato della cosa sul proprietario. Allora, sapendo prima la comunità dall'individuo, l'individuo non l'avrà mai quintri di sommare dalla sua comunità, di che gli garantisce la vita di sopravvivere in un paese ed una. Allora, in giornata di voi avete ribaltate che è antropologia, infatti voi avete il primato dall'individuo sulla comunità. Figurarsi, a protesti anche qualche su gli stiampani, perché lo disturbi che non lo lasci dormire, no? Cioè, no, oppure, guai non ti puoi fare la fiesta dagli alpins anche se uno ha di dormire perché tu lo disturbi o non sta metti la macchina lì per cercare di passare la processione o per passare che l'altro no, scherzo, sono parò io di strade, no? Quindi il primato dell'individuo sulla comunità. Qui si osava una volta, se ti clamavi in vicina con la chiampane e il capo fa me non lave, arrestiavi di piedi il diritto, lo buttavi in fu, pagava la multa, o se no per un anno, vabbè, non ti ho voluto venire a vicini a discutere degli argomenti di tutto il paese, per un anno tu non ti vai a appassionare con questi besties dal passato. E quindi tu muori di fame, e dunque nessuno si osava a disubbidire a che regole lì, no? Il primato della comunità sull'individuo e il primato della cosa. Facevi prima l'esempio dall'arte, ma è così dal bosco. Se uno all'ave di squindon a tagliare l'arbolo là che non vede di là, tutti lo segnavi con dedo e all'era svergognate davanti a tutta la comunità, all'ave di corsa a denunciarlo, perché danneggiava tutti. Come se uno va su quel dal anzi, come dice a interpreti il proverbio, no? Roba del comune, robe dal comune, robe di nessuno, in senso dispregiativo e negativo. Si oscindi, chissà qualche dunque si offrisse di là a gratis sanità li robis a lei qualche dunque, no? Per fortuna, no? In qualche città, in qualche banda addirittura sì, sono che vanno a buttare gli scovacci dal giardino comunale o bisogna, no? Perché non è il rispetto per la roba anche, no? La roba di tutti è una roba che si tutti può approfittarsi e nessuno ha di curare. Ma che invece all'incontrario in questa realtà qui il primato è il primato della cosa, perché la roba in della tiere nestre è necessaria per poter vivere, senza di che si muore di fame, non quindi là se qualcuno al danneggia il bene di tutti, al fa un danno a tutti, che al rischio tutta la comunità di restare senza il necessario per vivere, e quindi nessuno si permetteva, nessuno lo sa, e se qualcuno al sgarave sì, lo faceva in cori, ma perché ieri in regolamenti fa così, poi al succede il contrario, capì il comune di Montanarsi, i nostri comuni, no? I terreni sono abbandonati. che privati? No, ma sono tutti privati, Luca, sono tutti privati, no, il comune di Montanarsi non possiede nulla. Niente, il comune di Glamone mi pare che anche Terence, Boschivs, Daur, il Redentore. Sì. Il comune di Montanars, sì, forse avrà 2 o 3 toccus di terreno, ma robe di noi. Poi alle venuti il contrario, che tutte queste collettività, le vicine, tutte queste codiceis che lavino d'amore d'accordo, io non sono tan convinto. No, perché sì, e sono anche film che fa belli io mi ricordo, non sai se Pasolini o Cucalafat, che un genitore aveva tagliato un albero per fare i ciocoli al frutto. Sì, l'albero degli zoccoli. L'albero degli zoccoli della Brescia. Ecco, e lo hanno chiappato il baron, il feudatari, il baron
che comandava, lo ha chiappato e lo ha mandato via, è restato sull'asta. No? Comunque, tornando a Montanars, il comune di Montanars non ha bens di nessun tipo. Mi risulta ad esempio che il comune di Trasaghi sta andando a Nevore, perché al vento ogni anno mi pare terreno boschivo, ma è venuto il contrario, che la Int come per ragioni di, non sai, per ragioni di base, per ragioni che in montagna non si sta bene, la proprietà privata Ecco, però vuol dire anche che lo Stato che comanda come al varese di intervenire in montagna, al varese senuati di provviodi e di portare via questi terreni che nessuno coltiva. In paesaggi però tu l'hai così partito, io ho fatto partire la riflessione sulla sussidiarietà. È l'Istat che ha di portare via i terreni o vino di sei no che tornin a ragionare sulla razionalità in certe situazioni dalla proprietà privata e riconoscendo che la proprietà privata in giornate di UE non ha più un senso razionale, perché UE, l'agricoltura per esempio, massimamente l'agricoltura in montagna che ha di sé un'agricoltura estensiva non sta su col concetto di piccola proprietà del coltivatore diretto che invece per tanti anni è stata una roba significativa. I beni comunali in epoche contemporanee, quando sono stati dividuti per favorire che tutti avessero una parte di terra per poter mantenere con il loro lavoro la famiglia. La piccola proprietà coltivatrice diretta, che è stato un ideale. Tipo la Smarco Sant'Antino, il Mago chiuso, Maso chiuso, in quella ma quella è una forma, sì, che è una forma differente, infatti lì si chiama di minima unità culturale, mentre che invece no, la proprietà fondiaria della famiglia coltivatrice diretta non è mai avuto questa estensione dal maso chiuso. No, avevi un altro modello, avevi avuto un altro modello che ha funzionato fin quando la IT viveva di agricoltura, fino alla fine della seconda guerra mondiale, un minimo dal sostentamento la IT l'ha avuto, fino alla fine l'ha avuto a prezzo di sacrifici, l'ha avuto perché l'uomo parlava all'estero, perché la femmina teneva la vacca testale, perché teneva il pulcetto, teneva le asialine e teneva il cunino. Ma però voi, qui è che fa queste vite lì? Nessuno in montagna. Perché è un mazzo a fare queste vite lì, non può proporre ai figli di fare queste vite lì, è impossibile. Non si può lassù sul Quarnan come con l'avio, col falcetto, mio fratello alzava o faceva in la media e dopo a settembre si portava il fe. Quello fa, scusi. Però troppi svesti di qualità allo stato brado a poter essere vivi sul Quarnà, no? Un'azienda zootecnica di animali di grigio alpina, tros, claro, è un modo di fare agricoltura. Ma tu hai di portare via la proprietà. Oppure i proprietari, oppure i proprietari come che fanno in Piemonte o che fanno in Francia, oppure i proprietari che vogliono valorizzare i loro patrimoni fondiari si organizzano in forme collettive. I piemontesi stanno copiando i francesi, stanno cercando di portare anche da questi sbandi l'associazione fondiaria. Luca, non si toglie anche chi Pracheco aveva che idea lì di fare le stalle sociali, perché il Quarnan poteva essere disponibile, no? Però tu hai di non sai, 40-50 famiglie che danno un capo di bestiame che va su al pascolo durante l'estate, però non può mantenere il comune di Montenaro, Stiapan, San Giorgio, Sant'Elene e Santa Maria Maddalena. Ricordiamoci che Santa Maria Maddalena, come io non sai che saranno abitanti, 15, 20,
ne vuole andare 40-50. Sì, o fa vedere che la montagna si è spopolata enormemente e se un fa un'emalga sul Quarnà, è un solo. Tutti gli altri ci fanno. Oppure fa come in diversi paesi dal cividalese che hanno fatto plantagioni di castagno, no? Di cistines. Sì. Però bisogna abolire completamente la proprietà, perché No, allora, sono forme anche moderne, senza togliere la proprietà, o dicevi, l'associazione fondiaria si chiama, i proprietari si mettono d'accordo a fare un'associazione che basta registrare statuto all'ufficio da registro, a dare in gestione al concessionario che si mette d'accordo con Calais e si mette d'accordo trocca il chiappe per chiappare la concessione, che al lavoro per conto di tutti gli altri e si divide l'utile, che l'ha garantito il lavoro, che gli altri hanno una valorizzazione dal loro territorio che resta loro e hanno qualche beneficio in cambio. Per esempio uno dice in qualche banda a fase che di Priola e Noiaris a dan sugli loro malghi in affitto il malghese a squendà a ogni famiglia un ton di formati e a lui il territorio è valorizzato, in cambio hanno una piece di ciuccio o un quarto di piece e che la è in cambio di valorizzazione dal loro territorio, in cambio di no lasciare che tutta va di abbandonare, tutti al va di distrutto e non guardi nessun beneficio. non è facile. Ma è un altro problema, è il problema della successione. Tu vai ai Toxchi e sono, lui ci sta ai Moas. Poi firmi perché gli dà per fare un consorzio per comprare il terreno. Perché lei non va alla successione perché che costa? Sì. E così dopo. Dopo arresta che si ragnano gli eredi. L'associazione fondiaria al fas di garantia. Ma qua che non sono gli eredi, se sono sul catasto sono quattro tutti muori. Al fas allora, c'è nessuna successione. al fas di garant il sindi che nessuno vuol fare robare su capione, roba da genere, si va in davanti così e si dopre senza portare via di nessuno. Si dopre. Sì. Io non sapevo che roba Sì, che lei se vai su internet, su che robe lì, associazione fondiaria, anche come le hanno fatte già stregne, in Piemonte sono partiti, tutti gli svalati sbandonati dal Piemonte, sono già partiti, è un modello che loro hanno copiato, io come non so a dire non francese, preciso, lo hanno inventato i francesi, queste robe qui. Non covente neanche spindi un franc dal nodare, al basta dove spindi c'è qualcuno, registrare il statuto dall'ufficio da registro. E si torna a fare praticamente la vicina, da senza dire che dopo bisogna chiatarsi in place o tal piazza, dentro dal centro sociale e si mettersi d'accordo, bisogna che qualcuno o paesano o forest al disi a me mi piace andare gioventù come che sono disperati che non chiati andare gioventù che volare fare i contadini ma non chiati la tiere perché non hanno la tiere e non hanno nessuno la base per comprare la tiere. Io ero venuto ospite del coordinamento regionale delle proprietà collettive un presidente di una proprietà collettive di 350 ettari dalla pianura d'Ogni Ferrara sul delta del Po. Loro hanno 350 ettari di campagne di lusso lui ha detto si perde in vie a discorrere di frazionamento fondiari quando in giornate di quel pericolo è il latifondismo. I fondi di investimento loro sono circondati che delle generali. Le generali continuano a comprare tiere. No, il problema è il pericolo, è il latifondismo, che torni i latifondisti, non il frazionamento fondiario. Allora, perché ansaresi in contadini, giovani che voleresi fare, giovani che hanno studiato, torsi in agrari e che voleresi fare i contadini, ma se non sono di famiglia di tiere, non hanno tiere, non puoi fare. Allora, si chiama uno di che lì, che ha sentimento, che ha culture, che ha preparazione tecniche, si dice, trovnus dastu se ti din che ettaros di tiere chi per fa al di che con guardini insieme di innovativo. Allora appunto può dare sei, sai di qualche banda hanno provato a fare anche che allevamenti di cerso, di chiavrui o a metti in fur che qualche dunga sta provando a fare con
gli spioris dal Kashmir per fare il Kashmir, o qualcuno in altri sbandi dall'Isab, anche gli alpaca, i lama, che robi lì, oppure appunto chiastinas, come sta tornando a cambiare il clima, anche magari certe robe che una volta non veniva a tornare a venire, capisco? Dopo lì ha avuto qualcuno dal settore, qualcuno che si dedica, e tutto collegato magari anche a una valorizzazione, chiaramente al volo, e la moda dall'agriturismo, dall'escursionismo, tutte queste robe lì, bisogna fare una roba, si chiama agricoltura integrata multifunzionale, tutte queste robe lì, e può darsi che venga anche magari un rigiro anche di Inca, io conosco un contadino di Ciuciubin, è un'associazione anche che sono giovani di tutta l'Europa, di tutto il mondo, che lupai per poter lavorare al suo questo, perché e lupai partirà io l'Edan, parla a spandi il l'Edan a torpa i prazzi, perché è la moda di che vanno a fare che robe lì. E lupai per fare. Ma bisogna, capisco, se qualcuno ha la sentimento, ha la voglia, ha la volontà, claro, se non l'ha lui. Sai Luca, lo sai che tu hai ragione, ma sono i singoli. O lei anche io tante volte sui giornali, no? Che vengono, che sono giovani, che sono laureati, che vogliono abbandonare. Ma voi, un giovane, ha bisogno del telefonino, ha bisogno dell'istruzione. E i genitori, la prima roba che vedono in un figlio è che dall'istruzione e di dai un buon mestiere, non di farlo contadino, perché la professione del contadino, specialmente in montagna, perché a Montanars durante la guerra si è vivuto di agricoltura, dagli animali domestici, ma voi la Int non è più propensa di fare questo, perché sono sapete, a belle perde di lui, gli esempi noi manchi. Nel caso di Caspar a Dordogne, ad esempio, che ha 2 o 3 figli, ha deciso di fare il contadino su per noi. La sua difficoltà qual è? Di avere un tox di terreno per poter mandare avanti l'attività. Perché tra frazionamenti, eredità, muars all'estero non arriva a dare il necessario, andare avanti così. Però magari così non è come così. Il comune di Muec è uno dei comuni del Friuli che ha più ettari di proprietà collettive, ma non si offrisce per di dare la terra al contadino. A te due, perché non vuoi sapere che... Io ho conosciuto Muec bene. Lei su aveva dei stavoli, c'è lei. Vedi mai stata a stavoli? Sì, altro che. Ecco, e sono 40 famiglie, 40 case abbandonate. Ecco, e per arrivare a stavoli è un'ora e mezza della sua pit. E cui vuoi vadi al suo? Ma gli dite il nome e cognome di un giovane austriaco che l'ha sposato una furlane, che ha 3 figli, che non arriva a cantiere. Sì, vabbè, ma possibile che neanche a che non rivenga a dare la tiere, che calcola la morale? Alle uscando, no? Vabbè, ma andiamo là che voi di fatto. Lì può intervenire non il governo. Non può intervenire nessuno, perché a varesi di bella coscienza di intervenire tutti i paroni di cantieri, di chiasi e di dire. I paroni, come la dite lui, non aiutiate. Allora in quel caso lì non convende il governo, il comune al farsi il garante al dice. Sì, però un altro discorso anche da posto, ma io ho fatto un giro per i boschi di Montanars, sono due iai schina anche tu chiami sì. E sono ogni bulgaro di iai che venga e con io i lens in pins perché lì una volta non eri in lens, eri in prax. Sì. Allora i lens sono che sono in chiandele per vime e lì basta un colpo di iai, attacco e sono partito. E quindi guarda in più di fa lavoro agricolo o vari di metti su. Ma ci può fare una vendita in 4 ghias. E come si può fare? Cioè a bonificare chi ma non è questione di agricoltura, diciamo che mi conti perché io non ero chi, sono 40 anni che sono chi non di lui, ma prima perché allora prato, a far tutto.
ognuno Sì. si ave perché aveva la vacchia, e quindi Sì, ieri sì. inglese no, perché il tigre di Spolerti che si impiava, perché da, e chi stiene per là cambiare quella brava che Sì. per portare su, quindi non dico la brava non veniva chi, No, ma vivi, non e si veniva. devi cambiare con chi la schistine. Sì. E con il prato, la vacchia, il purcit, e si seava. Sì. Come la sei tu, per vivi? All'egno di grazie che sei là, a lei che giù che crossa ieri una merda che poi dai non fa fare neanche che lì. Chi se tu sei a cui che tu sei il fan, brusare non tu puoi e nessuno da tiol e il terreno al Val 025 per partiti che ti voglio comprare il terreno chi. Se vuoi venire. Ma invece c'è mustialdai su altri a Montenars. Col gasolio. No, io ho voluto a lei. Io ho voluto a lei. Allora, Lo fa figo lì, anche io ho voluto a lei, lei. ma si scusa Ecco, no, col ma appunto, gasolio, se allora no. capisco, io vengo di un paese, no, sai, non hai la macchina, se no us mostravi che voi sempre come ma le hai lasciate macchine, voi non pensavi di chiamare di che. In Chiarnie, non stinga a chiamare la radiai se vuoi spurlanti. In Chiarnie, sì, non calè l'80% del territorio schiaffoiato dei boschi, in Chiarnie si importa legna da ardere. Noi siamo importatori dall'estero di legna da ardere. Io hai con me sempre, lo hai a borsa se non mi crodesi dopo voi a Chiolius, Sì. o hai gli sbuteghi, la ferramente di Ciurciuvin, che è la ferramente poi d'oggi dal mio paese, a compre, a far svenire i camions, i bilix di faggio della Slovenia e i nostri paesani, i miei paesani a Brusin faiar dalla Slovenia. Ripnik è il paese di Dula Cavegni. Tra nostri comuni ho vinto 200 ettari di boschi collettivi e no ho importato dalla Slovenia, che quindi anche Brusan Lens no o inquinino le emissioni di CO2 provocate dai camion, dai bilis che arrivano in qua col faiar dalla Slovenia è un sproposito di inquinamento. Quindi anche se uno al Bruse Lens, al Bruse petrolio in realtà, no? Allora, quindi allora lì che a coste manco comprare lì che non costi massa chi. Perché se no, se cosa se manco io chiudo il ma sì, sì, chiudo lì però allora le altre sei competitivi. Ma scusate, il lenca legnò e che a lei gratis al basta che voi a farlo, a lei poi costoso dall'enco pai. Non riesco a capire questi meccanismi, la logica di queste economie. No, l'economia è così. No, non si fa in crodi che queste siano economie. Cioè se l'economia è bruciare gasolio per inquinare, per il che dopo aumenta la temperatura, perché dopo avviene la montagna che ha avuto i boschi, che avviene l'aria inquinata, che è economia che lì ha, perché non ha guadagno, ma tutti rimettino. Non è economia, è un paese che non scopre, che non danneggia, che non si inquina. Ho vinto di ribellarsi che era lì. Guardi, se avessi boschi, facevi l'azienda boschive comunale e avessi con i vostri boschi, con la vostra legname, avessi la legna gratis per poter diminuire le emissioni, valorizzare il territorio e dare lavoro a quelli che lavorano nel bosco. Che è economia? Tutto il resto sono imbrois, perché non, sì, che il calven gasolio, che il calven camions a guadagno. Ma perché poi noi dams di quel calvario. Lui al guadagno e non poi i dams. Noi economie non stanno imbrogliando. Se vieni lenta al bosco e ho brusi in gasolio, non stanno imbrogliando, non si fa in crodi una roba che non è vera. No, a lei è poi conveniente. A lei il fatto. Sì, ma alle convenienze perché non paghi i dams. Ho vinto fare pagare i dams. Ma hai capito? Ma se tu chiappi su una famiglia di Montenars, Sì. che sono due anziani, Sì. che hanno 70 anni, 70, 75 Claro, anni. non vanno al bosco la motosea Non a puoi fare dirla tal benissimo. bosco. Ma Ma sande- non fasino alla tal ma bosco. tro sono Magari- quattro giovani di Montenaspe, tro Magari giovani. hanno detto Non la vanno a lavorare da PT. ma i E giovani se lavorassero fuori di casa non hai sai capito? più. Ma un giovane non l'era mai a fare il boscaiolo, hanno fatto il boscaiolo solo perché no? appena finita la Perché? guerra, Ma lo fanno come perché secondo lavoro, sì. cioè, anche chi lo fa come secondo Vabbè, lavoro, vabbè. perché Sì, lavora tutto, a lei secondo e lavoro, non può e essere dopo il non è un lavoro problema per di gli un italiani. giovane, Sì. il lavoro di un giovane non può essere
Il lavoro di un giovane va a Glamone, magari va a Tigna, va a Udine. Allora non che... può mettersi a fare il boscaiolo a Montenas, perché Calvares di fa tante che sfadies che a un certo momento, che arriva a 40 anni, sale... Non sto dicendo che si ha di fare i boschedors come che facevano, che calavi col seon, a se ha la plata col seon. Poi andate di macchinari, andate di che robe, che altri giorni hanno fatto la fiera dall'En a Tamau, anche il robot per la mandata ora, ha lavorato al bosco. Sì. D'accordo, d'accordo. Sì. Io voglio dire robe. 3 anni fa c'è già stato che Trombedaia che ha fatto fuori tutta la pineta da sud. Sono venuti da Chiarni e dall'est a fare quel tocco di pinete lì e avevi di tornare perché avevi anche io un tocco tra Prachiavà che ho aiutato a partire anche lì Culaia che aveva tutto frai, ma non sono più tornato perché non è conveniente, perché non è materiale che vendi. Anche se Fradi lo hai chiamato, hai 16.000 metri di bosco. Allora, vendino Meofrassi e Chiarpi, già se vai è già difficile di vendi. Il Chistenano non tiene anche a Tabaià, e allora? Allora, Dimmi tu, sì, non sai, io dici che sono d'accordo che io sarei bien, ma... No, ma che lì a fasi un'operazione cioè è un'operazione che Cirdi dà una risposta, cioè che loro non vengono a dare una risposta ai questi problemi, loro vengono a fare il loro interesse e il loro guadagno. Io dite, se tu cominci, se tu a Divignacchioli il legnam a Montenas per portarlo a Mangian o per portarlo a Ravasclet, probabilmente non tu stai dentro. Tu hai di bruciare il tuo legno, di metterlo dal sto spolet, dalla tua stue, dalla tua chialderia di che scafati in comune e tutto, per eliminare le stesse emissioni. Sì, allora ha un senso anche ecologico. Sì, ma l'economia di Montenasmo è grande, io che sono in Cicetta abitanti, quando mi bruciate che il tic lì è tremendo, c'è che la più sfurchi, chi sarà più intelligente, sfruttarlo con un fantone d'ovvia che fa l'opera per fare panei, per fare altre robe, basta di fare tutto un discorso globale, là che una grande cooperativa, come un consorzio, c'è che usa là che si sceglie, cerca di Breon, cerca di fare panelli, cerca di brusare non, brusi non, cerca di cipà, sì. Però bisogna essere una grande comunità, cioè dei BES, ma in principio se tu vendi, se no che usi a cipà o anche a fare, tu fai fabbricato di pellets che tu vuoi, però insomma, qui si mette a fare roba aliena. Però tu sempre di espropriato. No, ma sì, No, basta mettersi d'accordo. No, ma comunque non tutti metti d'accordo, perché tu sempre che La famea per famea, trattata di i talks. Allora, se avessi la prossima volta dovessi fare... Avete boschi vecchios Fantoma, tira d'occhio anche una sciopera. No, quando c'è che succede, ho visto sciopera di 2 metri che anche dei boschi anche non diventi spui, io tra che avanti, roba di 3 metri che anche non passi spui, non c'è che non viene a venire e torna a perduta e ho visto cominciare a pensarci comunque quindi risolvi che problema qui, perché fra un po' non tu neanche più te gli boschi. Comunque, sì, basta chiamare l'esempio, da negozio. Chialin l'esempio, sì. Prego, finisca questa. Finisco questo e dopo basta, non parlo più. No, non parlo più. A Montenars c'erano 5 bar, Anche 6. o 6, 40 anni fa era 3 alimentari o 4. Sa cos'è rimasto, Luca? Un bar e un alimentare. Era lo stesso. Basta, che è lo stesso. Ecco, basta. Forse fra un anno non ci sarà neanche quel bar. Adesso non parlo più. Sì, così concludiamo, no? Come volete. Comunque grazie. No, ho visto scugnito ricevere speciale, c'è No, aspetta, Comunque, aspetta, allora che voleva dire? No, io ho avuto gusto da tornare al discorso per quale si ca che dal libro. Sì, infatti. Io ho avuto molto dai un po' e effettivamente alle coinvolgenti di adesso, perché al riguardo fas che podiamo vivi in Timor.
come diceva prima, la democrazia che, anzi le proposte che vengono dal basso hanno tutto un altro effetto di ciò che vengono promosso dall'alto, perché istintivamente se un altro mi viene lì, tu puoi fare così, per reazione, per tanti passetti, c'è che dici, a me mi voglio dire, prendi no e dopo forse. Dopo, certi modelli vengono riportati molto dalla società civile. Infatti questa qui per Cognolo è un manualut antropologico sociale. Albat tanto sulla gestione della giustizia. Anche voi come voi non vi diversi gradi di giudizio, come che erano nel 1300. Se non va bene a un, si poteva rivolgersi a un altro, si lava invece che dal capitani del paese, si lava a Glemone, non sai che si chiamasse, per cui certe strubute non si insegna. Io ho avuto un tipo di difficoltà a lei, il Furlani, sinceramente, perché è spugnato il DOF di una banda e il devoto di che altra. Certe espressioni, a essere ben magari tra parentesi specificare secondo il linguaggio comune, che sì, che essere una facilitazione perché se no lei tocca lì anche facilita la roba perché una curiosità, dal 1300, no? Come se non sbagli, come comunità ecclesiale ieri il nome è Sant'Elena. Sì. Quindi il gran centro era su come popolazione, Sasto Nuovo diciamo che era distribuito fra San Giorgio, Sant'Elena, Placiari. Io sto in una cosa tu che presidente lì. Allora non il paese, non era di Frasioso. No, sui documenti tu hai. No, l'Ecclesia di Sant'Elena come Capoleone, che se già state anche San Giorgio o Sant'Elena in qualche forma, può darsi. Perché lo sai che San Giorgio ieri. No, esistenze sono subite dopo, tutti hanno detto il battesimo a San Giorgio. Ma perché Sant'Elena ieri, forse Pio dal 1300, da cui vecchi. Nel 1987 se non sbagli, no? La prima decima, ma sì. 1290. 90, c'è Calera purtroppo. Sì, lì era nominato il nome Sant'Elena. Sì, quindi era il nome di... È un cazzo strano che facessi in Curmini allora, Sì, perché era la piazza più comoda. Perché voi dite, là che era l'inizio del paese, allora poi normale che fosse stato... Ma si vede che era la zona là che si aggregava in mio, tutti insieme, tu sai. Sai che era lì per cercare le scritte? Queste curiosità mi cose strane. Di solito l'ultra rusi, non si è sveglia, se in piazza a dei punti nus che non arrivano a lei. Ma in tunnel dal 670 c'è proprio Curmonia, dove si fa di solito la vicina, quindi non si può sbagliare, sì, che è sicuro. Su quel conto, come diceva che si ora lì, bisogna resla in davanti, giuntà ai statuti anche proprio di verbali des vicini, perché che anche modi più aiutaresti a capire c'è qualche erano i problemi che affrontavi la comunità, c'è e se soluzioni politiche, economiche che scattavano a questi problemi diventa anche molto interessante, no? Un libro in banda e si mette Io ho visto portate, facevo io, per esempio chi, che libri chi ha il studio di 4 regole, no, di cui Candide, Lorenzago e Candide, Lorenzago e San Vito di Cadore. Allora hanno un studioso locale che la mette d'ogni, proprio tutti gli statuti confrontati uno con l'altro e ci rende capire proprio tutte le indicazioni che danno. Sono statuti un po' più grandi, però mettendo ogni che lavora lì si capisce proprio c'è mentalità politiche e organizzative che aveva la comunità, dicevo che la comunità aveva un pensiero politico, dove che appunto a stati fu robe bellissimi che dove sono compagni di noi. Per esempio, qualche domanda dice, ma io c'è stupidi che eri, no? Ma pensa tu, non eri in boi neanche di eleggi i loro rappresentanti. C'è mondo non eri in boi di eleggi. Sì, attiravi in bruschette per sapere cui calveve di comandare. Capisco? La vicina è tanto importante dall'amministratore che l'amministratore tu puoi ristirarlo anche a sorte.
perché così nessuno ti si tacca la chiadre, nessuno fa la campagna elettorale per conquistarsi privilegi o solo, nessuno si fa di qualche altra parte, scusate, ma è sbagliato, o qualcuno fa a rotazione, il rodulo, se avessi cercato il rodulo, la lista dei chiasis e l'ordine che stanno alle scindi che chiase, l'anno dopo alle che dopo, l'anno dopo alle che robe lì, tutti hanno sei mettersi a disposizione, cui che rifudava la carica al perdeva i diritti. Ma avevi in un archivio, avevi in un questo, che mettevi tutte che robe là. Io ti dico evidentemente queste sono restate. L'archivio all'era chi? Il più grande archivio all'era chi? Inglese, non ci muove. Io penso che bisognerebbe stare in Austria, no, e io diciamo che fai. Ma se Perché facevi che non, non passi in Austria, la prima roba che ti vendi pensare che alle chi alle tutte in ordine. Basta restare in Italia, Italia, vai in Trentino. Sapeso in Trentino troppi amministrazioni frazionali dai beni collettivi che hanno in Trentino, provincia di Trento, che è più piccola dal Friuli, 105, 105. Sapeso troppi amministrazioni dai beni collettivi che sono restati salvati in Friuli, in tutto il Friuli. Loro andano 107, 20 o 20. Le regole dal Chiadobria sono più di 50, 20. Capisco? Forse, allora, la sussidiarietà che si diceva prima, che non si dice la nostra Costituzione, c'è che può fare la in di Besole, il comune, la provincia, la regione, hanno aiutato la in che si fa di Besole. Che non vuol dire un quinto di che l'altra, vuol dire aiutarsi tutti, ogni due hanno da fare la parte al suo dovere. Che il professor Grossi, che nominavi prima, il presidente del Corpo Costituzionale, ha detto che gestiscono i beni collettivi non rivendicano diritti, rivendicano il dovere di fare la loro parte nell'amministrazione del bene pubblico, del bene comune. Allora, i miei alleati dai politici, dai sovrastanti, dagli amministratori sono i cittadini che rivendicano il dovere di poter lavorare per il bene comune. A volte, Il vitalizio non è funzionava la storia. Bene, abbiamo finito. L'ultimo di cui tagli di chiaro dopo i vecchi di una vicina che su è dal 1657 e è scritto su pergamene che è originale, il resto sono copie. Ma anche a Glamone non hanno archivio, si dice. E io queste robe no, no. No, ma sì, di roba dell'Eglise, sì. L'Eglise aveva un disastro di chiaro. Della lite fra le parrocchie di Montanarsi e Artiglia di Il parco vedi si è fatto anche i grandi libri dai preti, scalare sì, ma le parti dedicate tutte ai introversi e ai controversi che ieri ecco, da 1780 è stato un casino, ma che è in molte volte.